Buon pomeriggio scarafaggini cari, quarto tutorial per Stellaris. Oggi parleremo di HUD, quindi video molto veloce, molto rapido, ma vedrete che gli argomenti trattati saranno tanti. Non vedete l'impero con cui ho iniziato il gioco, questo perché l'ho trovato poco congeniale in fase di registrazione di questo video per spiegare le varie cose che sono presenti all'interno del gioco. Quindi ho switchato sulle Nazioni Unite della Terra e magari gli insettoni enormi ce li teniamo per un gameplay a parte. Allora, iniziamo. La prima schermata che vedete, la prima finestra che vedete è una specie di riassunto della fazione che avete scelto e ci parla anche della sua origine, quindi c'è tutto un testo molto interessante, leggetevelo. Questo, ragazzi, è il sistema nel quale noi siamo all'interno. Guardate che bello che è, veramente spettacolare. Guardate, bellissimo. Questo tra l'altro è il sistema Terra, quindi vedete che c'è proprio la Terra, Saturno, Marte. Bellissimo, ragazzi, il Sole, spettacolare. Allora, perché partiamo dall'HUD? Perché, ragazzi, c'è un pannello fondamentale, secondo me, che è proprio la prima cosa che bisogna fare prima di utilizzare le navette, muoversi, dare il play. L'introduzione però devo parlarvi di tutto, non posso parlarvi solo di quel pannello lì e lasciar perdere tutto il resto. Quindi faremo un'infarinatura generale del gioco in questa puntata, spiegandovi bene come utilizzare l'HUD, e dopodiché andremo in quel pannello lì e inizieremo poi a giocare. Partiamo dal pannello superiore, quindi da questa striscia che rappresenta le risorse che sono presenti all'interno, cioè nel nostro impero, e anche i parametri che dobbiamo guardare, che ci servono poi per prendere determinate decisioni. Allora, la valuta del gioco sono i crediti energetici e, come vedete, ha tutto un sistema di produzione e consumo. Il bilancio tra i due ci porta alle entrate mensili, ok? Quindi crediti energetici fondamentali, e sono proprio la valuta di scambio per ogni impero. Quindi è una valuta internazionale, come in realtà lo sono tutte le altre, se devo essere onesto. Però diciamo che i crediti, poi vedremo nel mercato, sono proprio quello che io scambio per avere un determinato prodotto. Quindi sono proprio quello che fa da tramite. Poi ci possono essere anche degli scambi tra materia e materia, ma sono più una roba internos, cioè da un impero all'altro. Questo invece il mercato ci consente di accedere a tutta una gamma di risorse che magari un altro giocatore non avrebbe a disposizione. Partiamo ora dalla schermata superiore del pannello dell'HUD. Vediamo che vi è una carrellata di risorse che sono presenti all'interno del nostro impero e alcuni parametri. Ora ve li vado a elencare. Allora, i crediti energetici, ragazzi, sono la valuta economica che c'è nella galassia, sono accettati da tutti, non ci sono monete parallele, quindi richiedono e scambiano crediti energetici e li potete utilizzare per acquistare beni o per venderli. Come vedrete, per ogni risorsa viene fatta un riassunto se stazionate con il mouse sopra la risorsa stessa, e il riassunto vi dà fondamentalmente due informazioni: quello di produzione dei crediti energetici, e vi dice da dove arrivano, e il consumo dei crediti energetici, cioè dove vengono spesi all'interno del vostro sistema. Il bilanciamento tra produzione e consumo determina le entrate mensili. Infatti noi abbiamo come entrate mensili un più 80,06, che è esattamente il valore che viene riportato qua. Questa cosa avviene per tutte le risorse. Quindi abbiamo i crediti energetici, che abbiamo detto sono la valuta del cambio, la valuta, diciamo, di cambio nel gioco. Poi abbiamo i minerali, che sono sarebbe come la materia, no? Cioè, quindi quello che ci serve per poi costruire gli edifici, ok? Minerali in generale. Poi abbiamo il cibo, non so neanche a spiegarvi cos'è. Abbiamo i beni di consumo, che sono tutto quello che serve alla popolazione per permettersi uno determinato stile di vita. E quindi sono veramente tutti i beni di consumo, da quelli di lusso a quelli fondamentali, escluso il cibo. E è un parametro che è fondamentale per determinare proprio anche il benessere della popolazione, e poi vedremo nel dettaglio cosa significa. Abbiamo le leghe, che invece sono i materiali elaborati, quindi sono i minerali che vengono trasformati in leghe.
E le leghe sono l'unione di diversi minerali che hanno un valore tecnologico maggiore, e questo valore tecnologico viene utilizzato, quindi queste leghe vengono utilizzate per costruire navi, ma non solo, anche per robot, eccetera. Comunque è una risorsa molto molto importante che vi servirà conoscere. Poi abbiamo l'influenza. Porca madre. Diciamo non è proprio una risorsa, ma è un parametro molto fondamentale che può essere speso per fare determinate azioni, più a livello politico che a livello materiale, però in realtà all'inizio l'influenza è necessaria anche per l'espansione del nostro sistema, quindi potremmo anche annoverarlo come un parametro di tipo risorsa. Un altro parametro è la Unity, che ci serve per compiere delle azioni più politiche all'interno del nostro sistema che non fisiche. Poi abbiamo ovviamente i punti ricerca, che sono fondamentali. Maggior numero di punti ricerca noi andiamo ad accumulare nelle 3 tipi di tecnologie, che sono quella fisica, sociologica e ingegneristica, maggiore è il numero di tecnologie che possiamo sbloccare, e quindi poi ogni tecnologia richiederà tot punti, e quindi vabbè, insomma una roba semplice da capire come concetto. Poi abbiamo le risorse rare, che sono ulteriori risorse, queste costano anche parecchio tra l'altro, che sbloccheremo man mano ci espanderemo e aumenteremo la nostra conoscenza della galassia, e queste risorse servono per determinati rami, diciamo, di costruzione di alcuni edifici, alcune materie, eccetera, e quindi poi diventeranno anche delle risorse di mantenimento. Insomma, comunque sono delle risorse, diciamo, ad alto valore aggiunto, cioè che non sono base, valgono di più fondamentalmente delle altre risorse base che abbiamo appena visto. Invece la dimensione imperiale è un parametro molto importante che non va a toccare, diciamo che va a ridefinire la nostra espansione. Non possiamo in questo gioco snowballare, ma a parte per alcune civiltà, però generalmente diciamo che la dimensione imperiale tende a confinare il giocatore in determinati spazi. Può essere aumentata ovviamente, ma se si supera il valore di 100, come descritto bene in descrizione, avremo dei malus che impatteranno in maniera negativa e che aumenteranno per esempio i costi, il mantenimento, eccetera. Poi qui abbiamo un altro parametro, che è quello della popolazione imperiale, ci dice quanta popolazione abbiamo in tutto l'impero. Qui abbiamo il numero di emissari, che sono fondamentalmente gli interlocutori tra noi e gli altri imperi che sono presenti nella galassia. La capacità delle basi stellari significa che noi possiamo costruire all'interno del nostro impero un numero determinato di basi stellari, che può crescere nel tempo con lo sviluppo di tecnologie o con l'espansione del nostro impero. Ovviamente un maggior numero di basi stellari determina una difesa maggiore, determina anche l'acquisizione di talune risorse o talaltre. E infine abbiamo la capacità navale, che è uno dei parametri forse più importanti del gioco, che determina il numero di unità che noi possiamo tenere per quanto riguarda le navi spaziali. La capacità navale può essere superata come valore, però avremo dei malus che poi andremo a vedere successivamente in un qualcosa di più approfondito. Invece nella parte destra dello schermo abbiamo questo menu a tendina che è diviso in 2 parti, una governativa e una invece sulla flotta. Quella governativa abbiamo la divisione in settori e cantieri navali. In questo caso abbiamo un solo settore, che è quello nostro principale, e abbiamo un solo pianeta, che è la Terra, perciò avremo un settore e un pianeta all'interno della tendina. Ma quando avremo diversi settori o comunque diversi sistemi, sarà tutto diviso e sarà molto molto comodo da utilizzare. Da qui possiamo accedere direttamente al pianeta cliccandoci sopra, e ci appare tutto il menu relativo a quel pianeta con tutte le informazioni che andremo a vedere successivamente. Mentre invece nei cantieri navali andremo a vedere tutte le starbase che abbiamo, in questo caso ne abbiamo solo una, e verranno divise poi per starbase che possono produrre, quindi in questo caso hanno questo modulo qua che è il cantiere navale, dove possono appunto produrre navi, oppure tutti gli altri tipi di starbase, che sono quelle magari commerciali, militari, eccetera. Nella parte invece delle navi abbiamo la divisione tra flotte militari e navi civili. Ovviamente flotte militari sono le flotte militari, e quindi ne possiamo avere più di una, e le navi civili invece sono le navi che non combattono, quindi possono solo scappare e hanno altre funzioni, come appunto la nave costruttrice, che serve per costruire e ricercare
una determinata tecnologia, o anzi determinati tipi di tecnologie, e poi abbiamo una nave invece scientifica, che è la nave che ci consente di espanderci, quindi di conoscere quello che sta attorno a noi, che è quello che utilizzeremo in questo gameplay all'inizio, e poi ci consentirà anche di ricercare delle anomalie, di trovarle, ricercarle, e anche di scavare, quindi di attivare poi tutta una serie di anomalie che sono presenti nel gioco. Qui sotto invece abbiamo tutto un menu molto particolare, che è il menu che mostra i diversi tipi di mappa nella nostra galassia. Col tasto E usciamo dalla visione sul nostro sistema e vediamo tutta la galassia. Con l'attivazione di questi tasti andiamo ad attivare una diversa visione della mappa. Ora non sono utili perché noi non conosciamo nessuno, ma vedrete che in futuro li utilizzeremo tanto. Per farvi capire, questo per esempio toglie le iperlinee, quindi vi dà un altro tipo di visione. Poi c'è quello, non so, sulla diplomazia, quindi fa vedere i nemici quanto, in base ai colori, quanto sono allineati con la nostra cultura, con le nostre, proprio con il nostro impero, quindi insomma ci sono vari tipi, poi andateveli a vedere. Questi sono altri menu rapidi, questo anche qui è un altro menu rapido, cliccando qua sopra aprirete il set delle Nazioni Unite della Terra, quindi con tutte le vostre caratteristiche, insomma, riassunte del governo e delle varie caratteristiche anche della specie. Questa qui invece ci riporta alla visuale del sistema, ricliccandola ci porta alla visuale esterna. Ora andiamo nel menu più importante, ragazzi, che è quello della tendina di sinistra. Con questo menu facciamo di tutto, è diviso in diverse sezioni, adesso le andiamo a valutare. Allora, nei rapporti ora non abbiamo nulla, però vedrete successivamente che si riempiranno di diverse missioni, e il rapporto ci dice anche a che stato sono le missioni, quindi se stanno finendo, se manca ancora qualcosa, eccetera. Le anomalie invece sono degli eventi che si generano quando si scopre un pianeta. Questi eventi generalmente sono fissi e ci danno praticamente dei bonus una volta che vengono studiati, quindi assolutamente da fare, però attenzione perché alcune anomalie hanno dei malus incredibili, quindi dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo. Questo forse è il pannello più importante, diciamo, perché è il pannello dove ci riassume i punti vittoria. I punti vittoria noi ne abbiamo 196, siamo solo noi in lizza perché non conosciamo nessun altro, ma quando inizieremo a conoscere tutta la galassia vedrete che qui la lista sarà molto lunga. Mi sembra che vengano rappresentati i primi 10. Comunque il punteggio per vincere il gioco, oltre che arrivare alla fine, quindi la data è il 1 gennaio 2500, che è quello che abbiamo scelto nel video precedente, il punteggio finale viene dato da diversi fattori, come per esempio il potere economico, il livello tecnologico, la quantità di sistemi, la quantità di colonie, la quantità di pop, i sudditi, la federazione, le navi, eccetera, e le richieste raccolte. Quindi questi sono i vari parametri che ci sommano il punteggio. Noi ovviamente per vincere dobbiamo avere il maggior punteggio al momento dell'arrivo del 1 gennaio del 2500. Altro secondo tassello importante di questa tendina è la parte del governo. Abbiamo il nostro presidente, che è la figura centrale nel consiglio, perché questa qui praticamente è proprio la schermata del consiglio. Il consiglio, in base alla forma di governo, può essere differente, potrete vedere diverse cose, ed è anche la motivazione per cui io non faccio gli arachnidi ma sono passato alle Nazioni Unite della Terra. Il presidente è la forma, appunto, cioè il ruolo quello principale, che ha determinate funzioni, e tutti gli altri poi hanno altre funzioni. Per esempio abbiamo il capo della ricerca, che ovviamente sarà uno scienziato che sarà col focus sulla ricerca. Poi ci sarà il ministro della difesa, che ovviamente sarà un militare, lo vedete da questo simbolo qui. E poi abbiamo il ministro di stato, che in questo caso sarebbe il sindaco praticamente della Terra, che è Sean Murray, che è un funzionario. E quindi queste sono le categorie di personaggi che possiamo reclutare. Quindi abbiamo lo scienziato, il funzionario e il militare. Il consiglio lo andiamo a vedere successivamente. L'altra scheda che possiamo aprire è le fazioni, praticamente all'interno del gioco. In base agli eventi a cui andiamo incontro, alle scelte che facciamo, si ha una contaminazione di qualche etica diversa dalla nostra. Questo determina che alcune popolazioni diventeranno magari più militariste o meno militariste, o qualsiasi altra etica che vedete qua sopra,
E questo cosa determina? Determina proprio un allineamento politico diverso, degli obiettivi diversi, e quindi se riusciamo a tirare a soddisfare dei criteri delle varie fazioni che si vengono a creare, che saranno ogni volta diverse, avremo dei bonus, altrimenti perdiamo questi bonus e non succede nulla. Però se esacerbata questa situazione di netto contrasto con la popolazione, possiamo poi anche sfociare in rivolta, quindi non dobbiamo sottovalutare, diciamo, questo aspetto, anche se in realtà è un aspetto un po' più secondario, quello delle fazioni. E qui, ragazzi, c'è una delle schermate più importanti di inizio partita, che è quella che vedremo nel prossimo video, ed è la schermata delle politiche dei ditti, e va assolutamente settata prima di iniziare a giocare, perché determina come noi ci approcciamo al mondo esterno e anche delle leggi interne, quindi va vista bene, e vi è anche la parte poi degli editti, quindi non solo le politiche ma anche gli editti, perciò assolutamente va guardata bene. Questa parte qui la faremo in un gameplay ad hoc, probabilmente appunto il prossimo. Poi abbiamo la gestione della società. La società presenta diverse pathway, diverse vie, diciamo, chiamate tradizioni, che possiamo sbloccare, ed è una nostra libera scelta di andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Adesso qui è vuoto perché, vabbè, non sono presenti tradizioni, ma quando inizierà il gioco vedete che si riempirà questa schermata. Lo sblocco di queste tradizioni ci danno dei bonus che sono permanenti, sono cumulabili, nel senso che sono acquistabili, scusate, attraverso i punti tradizione, che noi man mano sbloccheremo. E queste tradizioni sono fondamentalmente fatte da un albero, diciamo, delle tradizioni, che presenta di solito 5 perk, 5 punti da sbloccare. Una volta sbloccati tutti si ha lo sblocco della tradizione in toto, e lo sblocco della tradizione in toto ci sblocca il bonus d'ascensioni. I bonus d'ascensioni sono delle caratteristiche molto molto forti che noi possiamo scegliere per la nostra specie e che andranno a influenzare il gioco in maniera massiva. Come vedete qui sotto vi è una scheda che adesso non posso accedervi, che è quella della crisi, perché noi tramite un bonus d'ascensione possiamo scegliere anche di diventare la crisi. La crisi finale avrà il compito di sterminare tutte le forme di vita presenti nella galassia. Figata. Poi abbiamo la tecnologia, importantissima. La tecnologia, forse il vero fine ultimo di crescita della nostra popolazione, cioè quello di ricercare più tecnologia, cioè di essere avanti a tutti con la tecnologia, perché una crescita rapida di tecnologia determina una maggiore velocità di acquisizione delle risorse e anche di potenza in combattimento, quindi è fondamentale avere la tecnologia molto in avanti. Perciò tutti i perk e tutte le tradizioni che porteranno un aumento della tecnologia sono ovviamente dei must. Poi dipende sempre da che gioco, come volete giocare, come volete impostare la partita. Abbiamo appunto 3 tipi di fisica, come abbiamo detto, scusate, 3 tipi di ricerca, come abbiamo detto prima: la fisica, la sociologica e l'ingegneria. Ma vedremo questa cosa in un altro gameplay, in un altro video. Poi abbiamo appunto i leader. Qui vedete i leader che sono selezionati, vedete tutti i tuoi leader, mentre invece qui sotto tutti i possibili leader che possono essere presi, possono essere acquistati. Come vedete abbiamo un numero limitato di leader che possiamo prendere in base al momento del gioco in cui stiamo giocando, quindi nel senso che più avanti poi potranno essere aumentati questi leader, però in questo caso qui, che siamo all'inizio, possiamo avere massimo 3 scienziati, massimo 3 comandanti e massimo 3 funzionari. Poi la specie, questo pannello anche è molto importante, soprattutto a un certo punto del gioco. In pratica qui viene rappresentato tutte le specie che sono presenti all'interno della galassia, come vedete. Quindi mostra specie galassia, e ovviamente noi conosciamo solo noi stessi, quindi siamo solo noi. Mentre invece quando riclicco qui, mostra specie impero, ci dice tutte, che è questo poi alla fine la parte importante, ci dice tutte le specie che sono presenti all'interno dell'impero. E di queste noi possiamo fare diverse cose. Possiamo impostarne i diritti, quindi si apre un'ulteriore scheda che è veramente molto utile, e qui andiamo a impostare le politiche per le singole specie. Nella scheda di prima impostavamo le politiche per tutti quelli dell'impero, qua invece per le singole specie, quindi è molto fondamentale perché possiamo fare veramente qualcosa di fino, proprio lavorare in micro e andare a dire tu puoi mangiare, tu no, ok? Quindi top, ragazzi.
Poi di queste specie qui, noi vedete ci sono diversi tratti che sono basilari, diciamo, cioè fanno parte della nostra specie, che abbiamo scelto nella seconda puntata della creazione dell'impero, ma questi nel tempo possono essere modificati, possono essere tolti i tratti negativi o aggiunti degli altri tratti positivi. Questo creerà un modello e poi con le giuste tecnologie noi possiamo applicare questo modello a tutta la popolazione che abbiamo o a determinati tipi di popolazione. Quindi è molto importante perché noi possiamo modificare un tratto particolare. Per esempio potremmo prendere i minatori e dirgli ok, tu sarai un master nello sminare, e poi li mandiamo solo a minare, magari facciamo un pianeta dedicato e ovviamente la produzione ci schizza le stelle. Quindi molto molto importante, ma non solo questo, possono fare anche tante altre cose, ma non apriamo l'argomento, se no sto qui tutto il video. Qui invece abbiamo pianeti e settori, molto utile per vedere, praticamente divide il nostro impero nei vari settori e ogni settore ha i vari pianeti e ci dà delle informazioni generali, molto molto importante per avere una visione rapida di quello che stiamo facendo con i vari settori più che altro. Questo invece, planner di espansione, ci dice ogni pianeta come è messo, quindi che cosa possiamo fare in ogni pianeta, che modificatori ha, insomma ci dà delle informazioni utili se magari dobbiamo ricercare un determinato tipo di pianeta, magari con delle caratteristiche, per esempio non so, sulla tecnologia o dei bonus sull'estrazione di crediti, eccetera. Poi quest'altro pannello molto importante che questo, lo utilizzerete molto, è quello della gestione navale, e qui ci sono tutte le navi, ok, che noi abbiamo, tutte le flotte, noi adesso ne abbiamo solo una, però tutte le flotte che abbiamo in campo, ci fa un riassunto, qua ci dà le varie caratteristiche, qui ci sono diverse funzioni che possiamo dare, poi le andiamo a vedere nello specifico. Quello più importante ovviamente aggiungi nave, perché qui ci dà poi la lista di tutte le navi disponibili e noi possiamo fare le varie composizioni. Con il tasto più gli diciamo di produrre più navi, e con questo tasto qui rinforza flotta lo riempie in automatico finché ha a disposizione le leghe, che sono quelli che servono poi diciamo la risorsa principale per produrre le navi. Contatti è un altro pannello molto importante che ci dà il numero di specie al quale siamo andati a contatto, il numero di imperi in realtà più che specie, e ci mette in comunicazione. È un pannello riassuntivo praticamente, e noi se vogliamo cercare un determinato tipo di popolazione ma non sappiamo dove sta, di impero eccetera, da qui possiamo andare a parlarci e a ricavare quello che ci serve. Le scoperte invece sono praticamente delle scoperte che noi facciamo di vari manufatti che si chiamano reliquie. Queste reliquie possono essere date da diversi diciamo da diversi eventi all'interno della nostra galassia. Principalmente vengono date dalle anomalie o dagli scavi archeologici una volta portati a termine, e ci danno degli oggetti unici che hanno delle caratteristiche attive o passive a seconda, e sono molto potenti, sono uniche all'interno della galassia, quindi questo è una volta utilizzate ci possono dare dei vantaggi notevoli rispetto ad altri imperi, quindi sempre da tenere in considerazione. Un'altra risorsa diciamo che possiamo avere all'interno della galassia sono gli artefatti, che rappresentano tecnologie oscure molto arcaiche, che non possono essere utilizzate come merce normale, diciamo, ma ci consentono di attivare, una volta studiate, una volta diciamo utilizzate, dei diversi bonus. Per esempio qui vediamo che se noi vendiamo 50 artefatti a un collezionista privato otteniamo 500 crediti. Nelle rivendicazioni invece ci dà la lista di tutti i sistemi che abbiamo rivendicato semplicemente, e ci consente di capire quali casus belli abbiamo con gli altri imperi. E poi abbiamo il mercato, un'altra delle tende strafondamentali che serve per gestire le risorse. Quando abbiamo un eccesso di una risorsa o siamo in difetto di un'altra, qui possiamo venderla e comprarla al mercato internazionale. Poi in realtà è un po' strano perché avere il mercato qui, diciamo che questo rappresenta più che altro magari un mercato interno, perché come vedete qui il mercato galattico non è ancora stato fondato. Poi successivamente sarà possibile fondare il mercato galattico e si avranno di altri prezzi. Ecco, diciamo che questo è un mercato interno. È ovviamente interessante la parte anche qua sotto, mercato schiavi, perché per le fazioni che utilizzano gli schiavi è possibile anche comprare o vendere schiavi, quindi
molto molto interessante, molto... inizia, diciamo che già da questo HUD iniziate a capire molte cose del gioco. Qui è possibile aggiungere uno scambio mensile, quindi magari acquistare una risorsa, ecco, tipo 10 quantità. Io vado ad aggiungere la modifica in questo modo e lui ogni mese mi compra 10 minerali per un costo fisso che sarà questo, anzi no, scusate, il costo è variabile, per un costo variabile che sarà quello del momento. Il mercato è fatto molto bene perché il costo delle risorse non è fisso ma varia in base alla domanda e offerta, perciò voi più chiedete più aumenta il numero, quindi più aumenta il valore diciamo di quella risorsa, meno chiedete e meno vale quella risorsa, perciò se voi vendete qualcosa per esempio, quindi mettete nel mercato il valore di quella risorsa crolla ovviamente. Poi ci sono dei parametri, non è sempre diciamo che bisogna aggiungere un grande quantitativo per far crollare una risorsa dall'oggi al domani, però è veramente fatto molto molto bene. Va bene ragazzi, allora io vi ho spiegato l'HOD, l'unica cosa che voglio dirvi è che compariranno delle notifiche qua ogni volta che succederà qualche evento o qualcosa, e con queste possiamo poi interagire in maniera molto rapida senza utilizzare questa tendina qua che magari è un po' scomoda. Va bene ragazzi, l'HUD ve l'ho spiegato, alla prossima inizieremo a muovere i primi passi proprio nella partita. Io spero di essere stato chiaro, se avete delle domande da farvi non ponetevi problematiche, scrivetemi qua sotto, io risponderò a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video tutorial. Ciao ragazzi.